Una buona giornata a tutti, un buon pomeriggio, buonasera, dipende a che ora ascolterete questa poesia. Questa poesia che ascolterete tra breve è la seconda parte, diciamo che è il seguito della poesia che ho già fatto intitolata Il virus. Questa l'ho intitolata O vaccine, cioè il vaccino, ed è appunto la continuazione dell'altra poesia. Come nell'altra poesia, lo scopo era quello di portarvi un messaggio di incoraggiamento, anche questa ha lo scopo non tanto di parlare di politica, sì, c'è un po' di tutto, diciamo, dentro, però non sta a noi credenti, diciamo, metterci a polemizzare. Noi sappiamo che i piani del Signore andranno spediti e dritti, come dicevo nella poesia del virus, e che quindi tutto quello che accadrà è sicuramente sotto il totale controllo del Signore. Adesso ultimamente si parla di vaccini e quindi tutte queste cose qui possono turbare la nostra anima, possono turbare il nostro cuore. Ecco, la poesia che ho scritto, che ascolterete fra poco, vuole essere, diciamo, un po' ironicamente, ho voluto parlare di questo vaccino, ma lo scopo principale è quello di portare un incoraggiamento a tutti coloro che l'ascoltano e non dobbiamo mai dimenticare che noi siamo figli di Dio e che il Signore ha totalmente sotto controllo tutta la nostra vita. Quindi buon ascolto a chi lo desidera e grazie a tutti per la vostra attenzione. Un abbraccio nel Signore, che il Signore vi benedica. Restiamo uniti nel Signore, Egli è la nostra speranza, il nostro rifugio, la nostra forte rocca. Sia benedetto il suo nome. O vaccina, il vaccino. Sul virus ho già scritto una poesia. Mo volesse parlare un poco di vaccina. Lo farò con un pizzico di ironia, sperando di non sembrare un po' cretino. Allora, o vaccina è che la cosa artificiale che tiene sotto controllo ogni malattia. Ricina che fa bene e che non fa male e che non è fatta per controllare la vita mia. Ma io, sia già parlare sinceramente, non mi fido assai della razza umana. Soprattutto di tutta quella gente che tiene pure un po' la faccia strana. Dicono che vanno vaccinare la popolazione perché ci vanno bene assai, ma io penso che sta vaccinazione porterà sicuramente tanti guai. Nelle notizie del telegiornale dicono che non sarà obbligatoria, però se non la fai non può vivere normale, quindi questa è solo una diceria illusoria. La domanda che mi nasce a sto momento è sapere come sarà il certificato. Sto pensiero mi martella rinda la mente perché non voglio essere marchiata. Se sarà un certificato digitale, sarà sicuramente o microchip. Sta cosa a me mi fa pensare male e ogni tanto quei pensieri mi ci ingrippa. Io credo che sta vaccinazione serve solo per controllare la vita mia. L'unica vera motivazione è per fare i soldi a ogni farmacia. I virus saranno pure cose serie, però secondo me mo stanno esagerando. Ste notizie, chi ne fesseria, ormai a tutto il mondo stanno inguaiando. Non voglio fare i numeri potenti che stanno architettando che sto male. Sta gente fa parte che la maniche perdenti che tratta il prossimo come fosse un animale. Comunque, per arrivare alla conclusione, io come al solito confido nel Signore. Ogni momento e in qualsiasi situazione resto aggrappato a Lui con tutto il cuore. Come ho già detto nella poesia del virus, fidammeci dei piani del Signore. A noi credenti sicuramente ci pensisse. Perciò confidiamo in Lui con tutto il cuore.